Amigos de Vuetos e Sonos, ben agattaus, mi sono sistema Vincenzo Superretto, una puntata a noi del suo programma Cosa Nostro. Noi sappiamo de Susu a Vascio, de Vascio a Susu, e questo è andato in chiave Susu, ho via un amico, insomma. Giuseppe esti un amico. Giuseppe Bulla, del Sadruma Apollo Beat, ma Vincenzo un usolista, c'è sempre questa doppia cosa. Commentista, sta tutto bene? Bene, bene. Relax. Tu come ti stai? Devo già stare bene, è un domo, la bisi, sono tutto sono tranquillo, non sta mancando di arancioni, sarangio, si usa a posto. Iniziando su pochino tu conosci di Giuseppe Esti sa voce, su frontman, Sul leader. Sul leader, si narra, no, in sardo, sul leader è proprio sardo, schietto. Dessa truma Apollo Beat, una truma di importo, una truma toga, una dei esploso del progetto secondo me che mi posso permettere artistico più bello degli ultimi anni in Sardegna, poi davanti questa musica che è strafanata, particolare, no? Hai fatto un bello disco, è bessi l'anno passato, non mi ricordo male, nel 2020, però manco con un'etichetta di importo a livello 2019. 2019 addirittura, scusami, però certo. Nadari. Però insomma, via da già un'etichetta di importo che è un'etichetta nazionale meta connota che si chiama Irma Records. Irma Records, certo. Di Bologna. Certo. Come iniziamo contenti di questa cosa, questo progetto Apollo Beat? Come ti nasce di questo progetto e quando nasce di? Apollo Beat è nato nel 2012, quando io ero studiando in Inghilterra. E tanto in Ghivi ho conosciuto la musica strumentale del cinema italiana. Un amico spagnolo che mi ha fatto ascoltare questa musica italiana. E tanto quando sono tornato in Sardegna, ho deciso di avviare un progetto di questo genere. E ho cominciato a cercare gente. In Sassari di questi tempi era un bel giro di suonatori. Verano le jam session, era un bel fermento. Certo, sì. E tanto io andavo a Ghivi a cercare gente doga per suonare questo genere di musica. E ho conosciuto Diego Ganga al basso, Diego Moretti percussioni, e da poi un altro Diego a batteria, insomma, tutti Dieghi. Una cricca di Diego, spagnolo, sotto spagnolo, con questo nome in spagnolo, no? E tanto è partito questo progetto, all'incomienzo così per divertirsi, per giocare. E in 2 mesi stanno chiamando a suonare un concerto, quando si facevano i concerti. Certo. Abbiamo acciappato questo nome Apollo Beat, che è un compositore degli anni 70, e abbiamo cominciato a suonare questa musica un po' vintage, no? Da poi le cose sono un po' cambiate, la gente è cambiata, abbiamo un po' lagato in arredo la parte del cinema e ci siamo concentrati nelle canzoni. Con i barauri, si è piaciuto cambiare. E alla base abbiamo fatto due album, il primo nel 2015 e il secondo nel 2019. E ci sei, no? E da poi pandemia. Vabbè, ma non si nipotta nuda, se usa attrezzato, mascherina e tutto canto, forza dai, che già non avete tempo su bello. Ascolta, avevo nominato Vincenzo a tutti gli altri che punti in suo gruppo, cosa tua, ne sono nominato i Diego, abbiamo cominciato in 5, ne sono ciambati, siamo un fiotto, come ti dicevo in Sassari, siamo 6 lugori, 6 bassoni, però quando suoniamo siamo 9, 10, è una famiglia. Abbiamo Diego Moretti e Diego Ganga, che ho già nominati, Paolo Pieraccini, tastiere, Salvatore Coinu, batteria, chiamiamo Pastore, da poi abbiamo un pizzino di Nuoro, si chiama Paolo Succu, e abbiamo Alessandro Carta, che è stati ospiti cosa nostra in una puntata di flauto traverso.
Andrea Uggias allo sax e da poi lo minoreddu che si chiama Fresu e suona la tromba, ma non è che sumanno, era un nipote. Sì? Sì, Ah, spero sia da bravo come te suo zio, insomma. Ah, è bravo, bello. È bravo, È bravo, bello. anda benissimo in Santos. Ascolta, sta cosa che mi piace di questo progetto Apollo Beat, a parte questa musica, Che non ti piace? No, mi piace, questa musica mi piace, io non ti ho convitato in questo programma, oh no, e ti faccio, bitto gente che non mi piace, no, mi piace ti tutto se schizono a te e noi. No, però sì, s'accappio, no, che c'è sti con su cinema. Ho detto che si è fatto vincere un giochetto, se riesci a fare un giochetto fatto bene, chi vede questa serie, no? Una web serie, Apollo Beat, tutto una verità poliziottesca, no? C'è questa cosa accanto su cinema e si idea cinematica, intrada, esti presenti in sa musica di Apollo Beat. Come ti ha giudito all'incomienzo un bel, ti piace sciabarare. Un bel non esti castellaio. Era un ben Attenzione. pulsante, chi era l'ispirazione principale era chissà, no? Tant'è, come ti hai detto, abbiamo fatto questo gioco che è una web serie che si chiama Apollo Beat la serie, nel 2015 mi pare. A Vieste, si può adattare in YouTube, c'è? Sì, Rubia Ciappa si pone Apollo Beat la serie, è un corto, si dice, no? Un corto. Quindi famo gli attori, abbiamo fatto tutto un travaglio per inventare questa storia in Sassari nel 74. Su 74 ambientale. Sì, 74. E siamo tutti poliziotti. Però non voglio dire altro. Andate a vederlo, si crede. Certo, cica eside, insomma, questa cosa è bellicetta. Fateo Saici, secondo me si poteva castare vinzasa, poi no, vinzasa un arrogo di questa web serie, ma anche da poter suonare dentro questo programma, e poi do rauso per si chi si regionata con tu. Andate. Il nostro compito è passare inosservati, perciò appena acquistiamo notorietà dobbiamo spostarci in un'altra città, sempre in allerta come dei cani randagi. Impariamo in fretta e ci spingiamo fino ai margini. Le nostre giornate sono sempre imprevedibili. Quando hai a che fare con quei farabutti non sai mai cosa puoi aspettarti. Rischiamo la pelle, ma fa parte del mestiere ed è diventata la normalità, o quasi, visto che nessuno di noi per ora ha intenzione di andare sottoterra. Al di là di tutto però, quello che ci rimane sempre attaccato addosso è il desiderio di fare giustizia, perché siamo sbirri, siamo la squadra speciale anticrimine Apollo Beat. O forse sarebbe meglio dire eravamo. I 6 detenuti che non hanno partecipato alla rivolta. Ora l'indagine si estenderà alle carceri nuove di Torino, dove Calciago e Brollo si trovavano rinchiusi prima della partenza sul treno. Qui siamo nella camera mortuaria allestita nell'ospedale. Mandale a fanculo. È certo ormai che il piano di evasione dei due era da tempo preparato. Pochi giorni fa il Brollo, condannato a 13 anni e mezzo dalla Corte d'Assise del Torino, aveva detto spavaldamente il suo difensore. Tanto di quegli anni...
tornando a posti di più un arroghetto di questa webserie che è un bello argomento, perché non funti me da si strumma musicale che si può pensare a fare questo macchiori, che a me mi piace in me, sa black exploitation di gusto sulla Sassari Exploitation. Sassari Exploitation del 74. E siamo ancora in compagnia di Giuseppe Bulla, di Sadruma Apollo Beat. Una cosa di importo, Giuseppe, sul disco di Osonao bessi tipo un'etichetta che è di importo, no? È Sairma Records, un'etichetta storica, questa musica nareso elettronica, lounge, un certo tipo di musica, no? Un cinematica, voglio Osonao aici. Canto esti stetio, come tenai, difficili arrivare a questa etichetta. E l'altra domanda è questa. Desidonao su traballo vinio o antoffio controllare non va questa cosa? Tanto è un bel difficile, perché noi siamo, non mi voglio lamentare, però è la verità. Siamo in un'isola, quando suoniamo e conosciamo gente nuova, siamo noi ci siamo conosciuti così suonando, no? Sì, certo. E così può succedere pure per le etichette, per i produttori, si conoscono nei gonzecchi, negli aperitivi, lo che sia, nella vita normale. In Sardegna siamo pochi, ci conosciamo tutti quanti, però si deve fare l'usaggio di passare a altri gente. A noi è stato un po' facile, perché della Irma abbiamo un contatto umano, una persona ve l'ha giù mandato e dove ha fatto intendere, lo dico al produttore. Proprio vottavo a mano, aici? No, ve l'ha mandato SoundCloud, ma si fa tutto sì, certo, no, impresso. però conosco uno che sta andando a Bologna, Dio sul disco si deve ascoltare. Allora, immagina già di tanta gente in via di travagli. Devo pure, veramente, si sommando. E di non lo buone più fa, non lo buone a cucciare tutto lo che rinviano. E tanto che era una persona importante, ve l'ha dato ed era Zudu, era finito. E mancava lo mastering. Non ti fatto isso su mastering o hai fatto altro? L'abbiamo fatto noi. Ed hanno fatto il lavoro che deve fare l'etichetta. Il campo lo dico. E ci hanno dato una mano per tutta la promozione. Certo, no? certo. È un'etichetta seria, gente doga, travagliatori. Come ti si chiama? Umberto Damiani, stesso, no? Umberto Damiani. Gente doga che gli piace fare cose bene. Lo motivo perché io vivo da vari 30 anni. Sì, così. certo. Ho detto che sei fatto su vinile, no? Sì, che era una soddisfazione mi voleva pigliare. Poi anche il vinile, non voglio fare la moda del vinile. Il vinile è qualcosa che tu puoi pure il e è dove è sempre. Rubo a cucciare Tony Bodi, il figlio di Tony Bodi. Non so, si può acciappare nella cantina, no? Nel 2055, e dov'è? Che era il motivo? Che cosa era il futuro? Tanto si sono pigliati la soddisfazione. Certo, è bello, è una cosa, devo pure aver fatto uno vinile in questa storia mia, no? Sul primo disco di Valentia, via da uno vinile. Quando non era modaiolo. No, ma in hip-hop questa cosa c'è sempre stata e ancora mi piace quando dove con me, do doc, do gasti e mano, non ti no, uno sciacco mano di no, però insomma questa soddisfazione c'è. Sì. Invece sanno passato quando ha potuto maniera di esibire live in Castello, si è presentato adesso disco di Osatros in Castello. Non fiata sta morta, sia Gebbio un'antarotta in Si maiori, sia maggiore, no? Meda, però già in cui ci vede su Semminetto che ti vede a Bessendi. In Castello pubblico ha usato su ponesi vinzasa immagini in sul live, a parte essi medas sopra di un valco strinto, sul locale via Preno, voi ascoltatori, se ci vedo quasi di gente in questo locale, una bellissima serata con tutta questa crema musicale che aspettaia. Chi punti voi amico su Dio? Hanno bagati, tutti. Normale.
è normale. È importante apponi immagini, video, in sta musica, dovete sempre, è una cosa che si fa con queste occasioni. No, è una cosa che facciamo in principio, abbiamo fatto quando era lo Dantu, no? Si era lo proiettore, o se l'abbiamo fatto in tour più di una volta. Però ti dico che dipende. Vi sono voci quando voi dica che cosa di impulsanti, il video, le immagini, tipo ti la può buggare qualcosa, no? Certo, è vero. Sì. Dipende da quello che vuoi trasmetti. A io sono più allo nucleo, non ho più ganas di punire immagini, di fare sciumma. Mi piace un spettacolo un po' più tosco. Più asciutto, no, una vago proso asciutto, si può dire no, una vago proso... Però ne abbiamo fatto tante, abbiamo fatto una volta, mi ammento, abbiamo fatto un concerto con 4 proiezioni, era... No, una cosa a mano. Sì, quando fai musica strumentale, l'attenzione della gente la puoi pigliare in un secondo, però se si pigli fa un'immagine, non si è pessa, mi intendi? Sì, sì. A chi è in questo mondo, tu le fai in questo mondo e tu in chi vi sciazzi, Certo. no? Una cosa che mi piace a me da mandi voi dauso apposta si deve una vaga musica esti non donao non ho tradotto esti non presentauso non si che sta puntata e apposta si di voi dauso. Della luce più veloce di te. Senti la mia voce, anni luce lontano. Ultima parte di questa regionata di oggi con Giuseppe Bulla, di questa druma Apollo Beat, sappo lasciare un vago aici,
tengo una domanda, ma non si danno e non si danno. Pure io gioco il Se frammazzo. si dimenti, dusci spagheggenti, continuante in castello. No, torno sempre con un live, a un certo punto succede una cosa spantosa. Cioè, che questo spicciochetto, ognuno di mollava su strumento cosa sua e andava a suonare un'altra cosa. Non mi ricordo male. È Cioè, così, che a un è certo così. punto su percussionisti andavo in un altro luogo, tu sei andato a fare un'altra cosa, cioè, c'è stato un garage. È una cosa che a me mi è capitata una parecchia di volte con un'altra truma che vai di questo giochetto. Però mi piace a me. Da dove nasce questa cosa? Va bene che sei polistrumentista. No, non sai? vemo al contrario, a chi non facciamo buoni. Io non sono un chitarrista che è proprio forte, no? Ero un testo, un bassista, così, insomma, siamo tutti un po' garedo, si improvvisiamo, Sì. e tanto se non so usare la chitarra non so usare manco le percussioni. Certo, è E chiaro. tanto non so le percussioni. Che era un ragionamento che abbiamo, no? Si deve chiamare a suonare. La cosa importante è che quando biglio in mano un altro strumento che non è rumeno, che vi bongo gusto, vi bongo passione nel suono, ando a ziccare un suono che vi cazzi bene. Non lo so suonare come un bassista vero, però lo suono che so buggenti da questo strumento, deve essere pensato, ragionato, e tanto diventa, è un suono vero, credibile. Sì, no, dipende se ci perché chiunque va di commenti a tu. Oh dai, si scambiamo su strumento, bene a suonare questa chitarra, devo suonare su basso e su basso questa chitarra forse se non vago, si può giocare uno, ma chi deve suonare su piano, tu suoni questa chitarra, quando suona questa percussione, e c'è uno garage e non dovrai se commenti da privato, da si Si dove si può intende, giocare. si intende, si intende. Castia, pensa sopra uso scimpio, sindaccata, quindi insomma non è che sia da bello mela. Questo però mi fa pensare a una cosa, a un vedo, anzi a una domanda che io lo fai che è commenti nascenti i canzoni di Tosato, in questo senso che si vede che sei meta, se da italiano affiattati, no? Che sei una bella trumma, una bella cricca di gente che sono in parete una bella parecchia anni. Questo entra nel suo processo creativo della musica, nel senso, dove in sala o arriva da tu, arriva da Giuseppe Bulla o arriva da Diego, poi uno dei Diego, che ci fonti, e ogni volta da un'idea. Come ti nasce questa musica di Osato? Non è sempre una maniera per ogni canzone, no? Era un principio, era più una cosa di appuntarsi un'idea, un riff, ero il telefono, ti appuntavi, andavi in sala, faccio chicchio, travagliamo sopra chicchio, però va che si può suonare meno in sala, travagliamo più in casa, home studio, la tecnologia la siamo trattando per creare, per inventare e scrivere nuove canzoni. Ma la cosa più bella di un gruppo, di una band, è quando tutti buoni in sala e cominciano a suonare, improvvisando, finché quando non esce qualche cosa che piace a tutti. E quando esce ti innabizzi a che tutti i canti cominciano a suonare la stessa cosa, per 10 minuti. E che cosa è troppo forte. Sicuramente la vai a puntare e diventa una canzone. I tavadesi registrai se ogni volta che provai, sì. O vodinai, no, vado a usarci. Si video nasce di un riff, nasce di una cosa, no, nasce di un'idea. Tu arrivi in sala, come te ne poi si impari questa idea, ho fatto questa cosa, da che provate da suonare, suona dopo 10 minuti. Non c'è questa timoria che questa cosa si possa perdere, che è bella e Sì, si perde. ma ne abbiamo messo un montone. Io faccio un hard disk di, non so, te lo posso dire, 10 giga di cose, cose no? che non me ne sono dimenticato. No. Si beccano. Sì, perché si può lavorare in due maniere, no? Due maniere. O lavori che fai un progetto, hai un'idea, dobbiamo fare un disco con 10 canzoni, no? 10 canzoni. E tanto lavori per inventare 20 canzoni e da E poi... di sciovere a 10, certo. Però che non era un momento per fare una cosa così. L'ho già fatto per lo dico Sfera, che va via, in principio va via 17 canzoni, sono diventate 9. Però 9 che sono una canzone boh.
Ho lavorato in pari a Rebezzine, avevo lavorato 2 anni e mezzo. Insomma, Quello c'è un di bello più. traballo a Pavas. Ma non ho tanta gana di punirsi così tanto tempo per un progetto così. Non è che non ho gana, non era un momento giusto. Perché per me era un momento di posarsi, ascoltare musica, da capire che non tengo pressa, non ho pressa di nulla. Certo, è giusto. Era un momento più bello per esitare l'ispirazione. Sì. Una cosa ancora a sopra di questo processo creativo che sono sempre più curioso. C'è stato un momento, a voi c'è questa jam session, questa che si dice in inglese jam session, no? Si sono a 10 minuti su quarti ora, sempre sonenti, tutto su concentrato, c'è questo viaggio collettivo, si può andare, no? Sì. Mi immagino fatto in questa maniera, tutto su concentrato. Non fa vedere di birra così. No, lo so su contesto. Però a un certo punto arriva da un punto così, questa è una canzone. Cioè, dei noi poi nasce una cosa che è una cosa in pruso, confezionata. E come ti indaccata? Cioè, come ti si indaccatai? Ti innabbizza che tutti i canti si innabbizzano allo stesso momento. Quando suoni con la stessa gente per 10 anni, tu fai qualche cosa che non si può descrivere, ma tu lo sai quando un suono li piazzi pure a Ed, pure al bassista o all'altro, lo sai, non vi lo devi neanche preguntare. Si conosceva e bene sì, musicalmente e finta sì, somaramente, sì. si scidi. Perché è una magia. Bravo, è proprio gusto. No, mi piaceva, in effetti questo che donai, quando sei sopra da un palco, tornai, sapo più, forse sì, 1 o 2 volte sono però è proprio questo de una cricca di amigos, come ti sei di sicuro, che si pone sopra da un palco, poi fai una cosa per un anno. Ti posso dire che il lavoro più umano che abbiamo fatto per il disco Sfera è stato proprio ascoltare musica. Sì. Andare in sala, tranquillo, fare vedere, pone musica, ascoltare, a me mi piace questo, a me mi piace che daccio. E tanto abbiamo fatto proprio una idea di come poteva essere il disco finale, no? E che è un processo che ti aiuta pure a conoscere amici tuoi, a conoscere... Conosci Satos, no? Conosci come ti disispragi, non lo sai. Esatto. Andà bene, ci devo fatta, abbiamo una bella regionale in compagnia di Giuseppe Bulla, di Sadruma Apollo Beat, salutato esatto di Sadruma, un impresso mano a tutta questa cricca. Abbraccio, so. Per io di esibirlo da sopra di un palco, che si possa adesso aici tranquillo, se si cos'è un bello concerto di Osato, su c'è sul disco di Apollo Beat, che è un bello disco stravanao, devo dudengio grazie a Osato, che mi desi gentilmente a regalare. Se no non era stato in occhio. Ma che, cioè, su stesso che questa musica bella è questa musica bella, boh. Voi si ascoltavo su un vago di musica cosa tua, si intendeuso, alla prossima, un saluto mano de su maestro. Fuori sopra un tetto della mia città si terrà un concerto. Chi si esibirà? Sarà forse il vento dei pensieri miei che si alza immenso ricordandomi
sole